Buondì e bentornati dall'appuntamento per Furlan con lì su Telemare. Torniamo a dare il benvenuto al professor Ferruccio Tassin che è tornato a Cetanus, che scol per favelanus di un personaggio Furlan che in Friul è poco conosciuto, se no la sua patria, miglior la patria dei suoi genitori, Percut. E questo personaggio è stato il cardenale Edoardo Pironio, che non sa lasciato dal 90 vot e come quest'anno è venuto fuori un libro rincuorato dal professor Tassin e dal titolo Con l'anima in Friuli, che è stato pubblicato grazie alla collaborazione con il gruppo Amici del Cardinale Pironio di Percut e si è appunto editato da Grafica Goriziana con il contributo da Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Allora vincolò il professor Tassin e gli domandai di non sa, insomma, dal Cardenale Pironio per presentare questo personaggio con lei in Friuli. La storia scommessa alla fine del Vozen, quando anche la Mari e il pari del Cardinale si incontrano dal santuario di Madonna di Muris, là che laven duci in pellegrinaggio, duci paesi del contorno, e anche per preà la ploia tanti volti. Lui aveva vinciai si è disavot e decide di sposarsi, si sposi forse dal santuario di Muris, lui era di Percuti, era di Ciamin di Buri, e decide di partire anche col pare di lui, partissin con i valisi di Cartone. Len, no, di Len, che ho detto, Baui, e si chatting sulla nave, van in Argentina. In Argentina si stabilissin in ta località 9 de Julio, che era il 9 di lui del 1818, la data quando l'Argentina è diventata indipendente da Spagna. Là naturalmente la vita era dura e hanno messo donza, hanno messo insieme vinciadoi fioi. E il vinciadoiesi proprio l'estate che sarebbe diventato il cardinale Pironio, tanti vero che quando le lati in seminari a Buenos Aires la sua preoccupazione era che di arrivare a passare e un che veniva dal popolo l'aveva dura la in città, era un salto enorme, aveva sempre che paura di non arrivare a passare che così la sua vocazione sarebbe stata stroncata proprio, sarebbe sfinuta fin dal nassi. Invece è stato promosso, l'ha studiato a morta passione e l'è là sempre in davanti, fin quando è stata notata la sua intelligenza, la sua capacità, l'ha insegnato teologia, l'ha collaborato a fondare l'Università Cattolica di Buenos Aires, è venuto a laurearsi in Italia alla Gregoriana a Roma e quando è venuto a Roma di Predi l'ha avuto conosci il paese dai suoi vons, è venuto lì, l'ha chattato al pleban di in che volta che l'era Don Zossi e l'ha chattato il Muini che l'era tutto fare, che l'era vigitam, lo chiamava che l'era il tutto fare del paese. Di lì, dopo le tornate ancia di vescovo e le tornate di cardinale. Ma non dome l'avrò di odi il paese di nascita di Sopari e Samin il paese di nascita di Somari. L'avrò di odi ancia al Friul proprio in tasso ampiezza, tasso profondità storica, etnica e culturale. E difatti veniva in vacanza a Ravascled, ha fatto amicizia con Duske di Percut, e veniva per tutte le feste, sono tutte le feste grandi, da tradizione che erano che di San Giuseppe, la sagra di San Giuseppe, e che da Madonna dal Rosari. Ma la sua presenza è stata una presenza attiva, tant'è vero che quando è venuto al terremoto dal 1976, lui l'ha mandato qua 90 suori, 90 suori a collaborare con i parrocchi e a stare dongia alla questi suori proprio sono stati su una benedizione di Dio, chi l'ha detto al vescovo emerit Alfredo Battisti, sono stati su una benedizione di Dio perché sono entrati da mentalità da nostra in e l'hanno aiutata a ripiarsi di quel gran colpo che è stato un colpo economico e un colpo anche
ai beni del Friuli, ma è stato soprattutto un colpo alla tradizione e un colpo alla mentalità e alla spiritualità. E chi è stato di grande aiuto. E dopo lui ha continuato a venire per ogni avvenimento, sai, qualche restaurato i santuari di Madonna di Murisla che sono incontrati i suoi genitori, qualche restaurato la chiesa di San Martin a Percut, quando è arrivata al Gnof Plevan a Percut, don Agnul del Zotto, che come Monsignor a Palma, insomma veniva per tutti avvenimenti. E l'è ricordato da un gruppo che si chiama Gruppo Amici del Cardinale Pironio, che è stato fondato di tre amici, soprattutto di gli Stuzzi, e dopo di un De Sabata e di un altri componente di Kiss Group, che è il nucleo storico. E come loro hanno voluto ricordarlo per farlo conoscere soprattutto in Friuli, perché conosciuta l'Inglese Universale in Argentina è popolarissima e l'Inglese Universale conosciuto se non altri per essere stato uno dei più tre collaboratori di due papi come Paolo VI e Juan Paoli II e è stato tra virgolette l'ideatore delle giornate mondiali della gioventù che hanno avuto il successo straordinario e allora proprio hai voluto ricordarlo in maniera metodica come onda Iglesia Universal, come on da Argentina e come on, e predi si capisce, ecclesiastic dal Friuli. Ecco. Ma a parte disegno al suo contributo per la giornata mondiale della gioventù, si motisa così conosciuto in Argentina? Allora in Argentina lui in pratica è stato il primate dell'Argentina e era presidente della conferenza episcopale latinoamericana e dopo è stato un che è stato dai massimi collaboratori dei papis come presidente della congregazione dei religiosi, in pratica l'ha riformato tutti gli ordini religiosi, è stata un'impresa di carattere universale e dopo è stato presidente del Pontificio Consiglio per i Laici e un suo collaboratore è stato Monsignor Renato Boccardo che come l'è arcivescovo di Spoleto e di Norcia e proprio di lui ha inciapato la sintesi che l'ha fatta da vita del Cardinale Pironio, ha inciapato la sua sintesi per sé che era che penetrava più dentro l'anima dall'on e dopo hanno inciapato la testimonianza dal suo segretario Monsignor Fernando Vergés, che come è segretario generale del governatorato del Vaticano, l'arcivescovo, che lo conosceva naturalmente, è stato per 23 anni suo segretario, e dopo una bella testimonianza di Suor Maria, che lo ha assistito da sua vita a Roma, insieme a altri suori colombiani, e lo ha assistito soprattutto gli ultimi segni da malattia e da morte. Questa suora è una femmina di una grandissima spiritualità, di una grandissima intuizione che ha capito veramente in profondità l'anima del cardinale. Dopo ha passato le testimonianze di Stuzzi e anche le testimonianze di qualche persona da Luc e di Don, come ti dicevi prima, di Don Agnul del Zotto, che era plevan di Percur. E lui la ciacarat di Sumuche, lui agiva all'interno di questa comunità. A Eurud metti in ta copertina dal libri l'immagine di una processione, non tanto per una straca tradizione nostra che da processione, che non è straca, si è vivuta veramente bene, perché è l'immagine da Glesia che cammina, l'immagine dall'on che cammina, e l'immagine dall'inizio da vita, dall'inizio e da fine. E difatti, la prima pagina è tutta la foto parentir, così da so aspetto coloristico, e la quarta di copertina l'è tutta attenuata per dare l'idea da continuità dal team. E dopo chi sta foto? Noi è una foto
da copertina, tra virgolette, perché è un po' sfogata. Dopo sono come al solito i sagos che riducono, gli ultimi preparativi da predica. Hai l'immagine da vita reale e non di un'ipotetica vita che vive in una specie di iperuranio, è una vita plantata con i pis partiara. Sì, voglio ricordare che è scommessata anche al processo di beatificazione. Sì, sì, è cominciato il processo di beatificazione e che lei partat in davanti di un benedettin, il padre Tamburano, e è stata avviata la sessione dal cardinale Ruini a Roma. Dopo, sulla sua vita, hanno fatto una ora di inquintris e di convegno sia a Roma sia in Argentina, dove che le seppellito proprio dal santuario principale d'Argentina, che è l'Etapampa, da Nuestra Señora de Luján, là che vanno in media un 4 milioni di argentini in pellegrinaggio all'anno. È un grande santuario con una doppia torre costruita al Vocen, là che si è verificato un miracolo tal Sissen di una Madonna che non si spostava, la storia è ricorrente, ma comunque lui si è fatto seppellire là, le morte, le nascute dal Vinci in Argentina, le morte dal 90 volte a Roma e di lì l'hanno portato proprio da questi santuari. Comunque viene un papa argentino, dopo la sua elezione si sono sentiti di tutti i colori sui rapporti che ha avuto la dittatura con la dittatura. Allora, è curioso anche sapere qual è stato il rapporto che ha avuto il Ecco, cardinale Pironio. allora di Passas all'arcivescovo Boccardo al Ciacara che quando lui è stato chiamato a Roma, è stato chiamato a Roma di Paolo VI per predicare gli esercizi spirituali a lui, al Papa, quindi ora di incredibilmente importante, ma che sia stato chiamato a Roma anche perché aveva era stato minacciato di fare al di male proprio perché non aveva mai tasato su che robis, su che nefandezzi che erano stati in Argentina. Sicché la coscienza questa anche sotto quel punto di vista. D'altra banda non sarebbe pensabile che varesse innanzi scominciato il processo di beatificazione se fosse stata del genere, no? Giusto. Benissimo, allora il cardinale Pironio lo viene ricordato, spero che la sua memoria cresci con l'infriolo, stante che è un furlan, e ringraziando diciamo, il professor Tassin della sua ricerca, ricordando il titolo da pubblicazione che è Con l'anima in Friuli, il cardinale Edoardo Francisco Pironio, dal gruppo Amici del Cardinale Pironio per Cot, Vigno Forchistan. Sin dal 2014, è il centenario dall'inizio della Prima Guerra Mondiale e sono tante iniziative che mes per mes come ci compagni per ricordare quell'evento tragico e tanti dei nostri tiaris ricordano i loro uomini che sono partiti e qualche tanti non sono tornati che la loro storia non è una storia conosciuta grazie alla scuola, nel senso che poi l'hanno studiata da scuole, se no con molta aiuto in science. E tanti magari vanno al pensiero alla Galizia, che poi che tanti sono là, che è un nome che di voi non si tratta sulle carte geografiche. Però l'associazione Zenobi di Trieste ha organizzato un viaggio, un pellegrinaggio, si può dare SD, pochi mesi fa, per visitare i luoghi e per visitare i cimiteri, per a Siri gli olmis da nostra int, se che è restato lassù. E il professor Tassin, che è sempre qua con noi, ha partecipato a questo pellegrinaggio e non ha portato la sua testimonianza, le sue fotografie di questo viaggio, che l'ha portato a visitare una vora di Puest, da ex Galicia, che è una regione di è spartita fra tanti stati d'Europa centrale. Allora, siamo molto isolati Allora, questo pellegrinaggio. sono là in questo viaggio con la mia femmina, perché avevo tutti due interesse a questo viaggio. Io perché è responsabile del museo da guerra in Ciascella, il museo provinciale da guerra, e io perché
avevi dal mio pisul un grande desiderio di risarcire spiritualmente che pure in dall'abbandono che ha avuto anche fino dalla guerra, perché la vecchia patria non poteva occuparsi di loro perché era in condizioni disastrate. La nuova patria si è sempre disinteressata e dopo se che vedo, su che sono a Mas in quel paese, devi dire che la nuova patria è le migliori proprio che non si interessi, che io là si sta in pace, che sono già a Mas a Vonda e che se fin in un secolo non ha avuto tempo di occuparsi, è meglio che non si occupi più lui. Ecco, che io là si in pace. Si sta soprattutto in cimiteri, non vi vedo tanti, dai oltre 400 cimiteri di guerra vi vedo appena 11, però si viene renduto conto di tanti robi. Prima di tutto si viene renduto conto di ciò che vivevi sui Carpazi in Estris, che dal 97 al 97 il reggimento dal litorale, con tutta la dal litorale, Furlans, Istrians, Triestins, che erano chiamati dal Demoghela, no? E vi veduto le condizioni di vita, vi immaginate le condizioni di vita perché vi provato alc. Innanzitutto i Carpazi erano spelati completamente, come sono coperti di forestis. Erano spelati e erano montagne di fango. Per lassù, in un di questi cimiteri, vi provato in una giornata di ploia, se che potevi provare che i posti disgraziati, non erano ben passuti, ben equipaggiati, però si lava su un passo e si tornava in ore di quattro slicchiando e poi di qualche d'un ancia patafando la tiara con la musa e con le mani, perché si colava facilmente. E vi pensate alla fadia, alla disumanità, non tanto da guerra del Copassi, ma già prima, dove col camminare, dove col marciare, dove col là in davanti, dove col tornare da oro. Ecco, era già questo un algo di disumano. E dopo vi veduto anche, oltre che i cimiteri, vi veduto i fuars, soprattutto a Premisil, che era la roccaforte di Zin, cui intra i Rus, costituita da città fortezza e dopo di tanti fuars a Tor, sparnissati in un raggio di una vora di chilometri. I cimiteri, quasi tutti, io vin chatas, abbracciati dai cimiteri civili a Tor. Erano grandi cimiteri che ivan a ridosso progressivamente con esumare le salmis e metterli in osaris comuni. Però vi hanno lasciato all'interno dei suoi cimiteri, non hanno voluto creare una separazione. Quasi tutti che abbiamo visitato sono così. Un cimitero monumentale veramente, che è a Novi Sad in Polonia, con un monumento bielissimo perché volesse biel un monumento funerario fatto anche dal 1918. Ma anche da altri bandi vi è traccia dall'interessamento soprattutto dall'Austria, dall'Ungheria, ma anche da Ungheria, ma anche di altri paesi. E un due volte si erano meravigliati di vedere anche al nastro tricolore, in las vicine, e abbiamo veduto che era l'associazione Amis dalle Zones, che è di Budapest, sicché l'Italia è stata proprio assente completamente perduta. Di chi si sentono vergognati, dici la verità. Ecco. E con Walters l'arancia un autore abbastanza conosciuto, che è Roberto Todero, che è autore di una vora di pubblicazioni sulla guerra, che lancia Teams Resens collaborato con il gruppo Costumi Bisiacchi per mettere insieme una raccolta di chants da tradizione dall'esercito austriaco, ma chants da nostre bande, no? Sì, sì, il professor Roberto Todero è stato veramente preziosissimo, prima di tutto perché è stato in pratica il marcatempo di tutta il VIAS e nos ha preparato a tutta una serie di filmati in italiano e in tedesco che abbiamo veduto durante il VIAS, è stato un VIAS veramente istruttivo. Abbiamo avuto anche sì, la parte ricreativa, però in gran parte è stato istruttivo e di pellegrinaggio, di pensiero nei confronti della nostra in morta, ma anche di che altra in.
partecipavi compagni emotivamente al dolore di chi sta in che non aveva potuto vedere nancia al vai dai parenti nancia una rosa. Il professor Todero veramente l'ha preparato in una maniera esemplare la gita anche con un opuscolo, con una certuta, una mappa là che era insegnata 12 punti là che non sarebbe in classe a Viodi. Ecco, e vi veduto naturalmente non come i cimiteri di città, ma anche i cimiteri di campagna che sono aldi poetici perché può essere sempre poetico un cimitero, no? E dopo si sta a grandi città come a Przemyśl, come a Novi Sad, come a Cracovia. Cracovia vi vedo la vita diurna e notturna, la vita studentesca. Pensarsi che a Cracovia sono 125.000 studenti. Ecco, e che la città è stata tutta restaurata. Io mi sono creato che l'ambiente è una vora salvaguardata. A Przemyśl, per esempio, una vora di Fuars, sono stati una vora di Fuars, un è completamente in efficienza perché era una caserma, un altro è in restauro e che altri qualche traccia di restauro è sempre. Ecco, e lì si sta anche a Przemyśl sul flunk, là che tanti dal 97 anche di altri reggimenti sono in EAS, in quel anni rivieni in davanti in Daur, qui Rus una volta occupavano loro la zona, una volta la perdevano e lì era tutta una strage di tanta e tanta gente. Al 97esimo ha dato il nome di Demoghela, tal senso di Tain la Quarda, ma che non è per noi vera, è proprio una leggenda completamente inventata, per via che il 97esimo è stato distrutto e creato 3 volte, dove capire che ogni distruzione voleva dire la morte di migliaia e migliaia di persone. Forse la differenza che hai disegno fra la nostra situazione quelle dal Friuli orientale rispetto a che degli altri paesi una volta dentro dall'impero austro-ungherese è che per noi la storia dei nostri svons gli eventi sono parte della storia familiare, invece in altri paesi E la è storia storia nazionale, nazionale. sì, perché la nostra storia è pulita, io mi ricordo che di frutto nessuno ci parlava di questo. Io sono passato donde sfiorato personaggi eccezionali di questo. Per esempio il mio maestro che mi ha preparato all'esame di ammissione, il maestro Giordano Pazzot, è stato tenente dall'esercito austro-ungarico, già in trasmissioni. E siccome che era un musicista, aveva creato anche un coro con invalida, un piccolo coro all'interno con invalida che era incantante da varie opere, da varie opere da città. Oppure Monsignor Trevisan, Monsignor Agnol Trevisan, che l'era curato dai profughi a Landeck e Potendorf, e che lì proprio io sfiorare senza sapere di loro. Il Mesti Pazzuto anche è stato un personaggio, un lavoro importante da gioventù del movimento cattolico, perché lui era vicepresidente dell'Associazione Giovane Friuli, che era in pratica, sarebbe stata il ricambio da classe dirigente del movimento cattolico, erano 1500 giovani che si dedicavano all'attività culturale, ricreativa, sportiva, teatrale. Ecco, e di chi noi potuto cercare. Per fortuna, vi avuto un insegnante in seminari, Monsignor Onofre Burgni, che l'ha cercato di queste persone e vi cominciato a interessarsi già abbastanza buon'ora, però si capisce che tra i libri di storia non era nulla di chi. E mi ricordo benissimo che al Pleban di San Vito una volta mi ha contato di un fatto, e cioè quando il Pleban, che era il Pleban internal, che è il vigno dall'Italia, al ciacarava dal nemico, il nemico, le femmine sono andate in incontri e già detto vonda signor Pleban che non stai ciacarà per il nemico in questa maniera perché il nemico sono i nostri sumis.